Favori per Claudia Pink in chiusura di gioco, numero 4 Pietro Gubellini, seconda tris che sta per partire. Partite in questo momento tutte femmine. L'errore proprio di Claudia Pink. Numero 11, e così in vantaggio ci va Cantera, numero 7, che conduce su Cioccolà Cernia SI, Jet. squalificato. Subito out dunque la netta favorita della corsa Claudia Pink. E così Cantera conduce nei confronti di Cernia Jet. Terza Numero posizione 9, alla corda per Cartier, Calais dei Greppi. squalificato. Intanto fioccano le squalifiche. Cavalle che stanno per completare i 400 metri iniziali con Cantera che li percorre in 31,1. In seconda posizione si riavvicina Cernia Jet, in terza c'è sempre Calais dei Greppi, poi lunga fila indiana con alcune che provano all'esterno. C'è però l'errore ad esempio di Chloé Risai e TRGF che cercava la progressione, Numero 12, ma finisce con lo Chloé sbagliare. Risai, TRGF, Tanto davanti alle squalificato. tribune, corsa fin qui con diverse rotture. All'esterno ora ci prova, ma è ancora a centrogruppo, il numero 10 Obsession Bo, che progredisce gradualmente, mentre i primi 800 se ne vanno in 1, 2 e 2. Sempre Cantera a condurre il gruppo, in seconda posizione Cernia Jet, in terza Calais dei Greppi, questo terzetto seguito da Catherine Reck. All'esterno è sempre Obsession Bomb, ma non riesce a progredire. Intanto il chilometro se n'è andato in 1,17,5 e siamo ora all'attacco della curva conclusiva, 400 alla conclusione per Cantera che ha sempre in schiena Cernia Jet. Cernia Jet si avvicina, prova a prendere la rincorsa anche Calais dei Greppi, sposta all'esterno, Calais dei Greppi viene via in terza ruota sull'anticipo di Cernia Jet, ma intanto entra ancora al comando Cantera in addirittura d'arrivo a centropista, lo scatto di Calais dei Greppi. Calais dei Greppi ci prova, si difende però Cantera nel finale. Cantera viene a vincere su Calais dei Greppi che nel finale regola Cernia Jet. 2-3 appena abbondante con doppio 34 a chiudere. 1,16,5 dice il cronometro ufficiale, la vittoria per Cantera e Luca Lovera che raddoppia così in giornata il successo ottenuto con Valentiniano. Vediamo le battute conclusive. Cantera vince davvero molto facile nei confronti di Calais dei Greppi che nel finale sprinta a centropista e ha ragione di Cernia Jet. Numeri 1, 6, 2 dovrebbero essere questi, quelli ancora ufficiosi, ma non dovrebbero esserci problemi per la settima corsa di Bologna, seconda tris.